Vicenza non è conosciuta solo per i suoi meravigliosi palazzi, per le ville venete o per essere la città del Palladio. Vicenza affascina anche per i suoi misteri. La chiesa di San Lorenzo, iniziata nel 1280, è uno degli esempi più importanti di architettura veneta, che intreccia elementi cistercensi ed elementi romanici. Sulla facciata ci sono 2 leoni stilofori che sorreggono altrettante colonne e sopra la schiena di uno di essi c'è una misteriosa iscrizione. L'iscrizione sopra il leone ci racconta come un certo Bozzo debba farsi carico del restauro di una zampa del leone. Non sappiamo se Bozzo effettivamente sia stato l'autore del danno o se si fosse fatto carico del restauro per espiare un peccato. Sicuramente quello che sappiamo è che se non l'avesse fatto non avrebbe più potuto frequentare la chiesa, cosa gravissima per l'epoca, perché una volta morto non avrebbe trovato pace eterna. La chiesa di San Lorenzo possiede anche una curiosa arcata. La quarta arcata fu posta a ridosso della chiesa solamente nel 1839, successivamente, e il sarcofago non è quello originale che è posto all'interno della chiesa, ma uno che fu usato anche come abbeveratoio per gli animali. E il foro di scarico che si trova sul fondo è una prova di questo, come dire, avvenuto riciclo. La pala di San Giuseppe da Copertino in estasi non richiama l'attenzione dei visitatori, eppure richiama una scena eccezionale per la tradizione cattolica, una levitazione. Le testimonianze raccontano che San Giuseppe da Copertino usasse levarsi da terra, quasi volare, quando si pronunciava il nome di Gesù o di Maria. Il grande portale fu un lascito di Pietro da Marano, usuraio e consigliere di Can Grande della Scala. Pietro, ebreo convertito al cristianesimo di origine spagnola, decise così di accaparrarsi un posto in paradiso con una cospicua donazione, diciamo così per morire sereno. Lo troviamo rappresentato nella lunetta del portale. Pietro era un uomo potente dal punto di vista politico e anche dal punto di vista economico e non ebbe nessuna paura, nessun timore di farsi rappresentare gobbo, deforme, inginocchiato e penitente.
Quando c'era il sospetto che qualcuno avesse contratto un morbo, lo si poteva denunciare in maniera segreta, senza farsi vedere, ma non in maniera anonima, infilando in una bocca della denuncia per la sanità un biglietto firmato. Salendo la scala della Basilica Palladiana ci si imbatte in una finestrella. Un grottesco mascherone che recita "Denunzie segrete in materia di sanità". Sulla scalinata che porta in Piazza dei Signori sono visibili dei disegni molto interessanti. Fatti con scalpello e punteruolo, sono una preziosa testimonianza dei vari progetti, dei vari studi necessari alla costruzione della basilica. Anche a Vicenza si raccontano storie di streghe legate a quelle di un delitto passionale. Scendiamo da Piazza dei Signori e arriviamo quasi alla fine di Corso Palladio. Qui c'è una lastra con un'iscrizione. Isabella da Roma era una quarantenne follemente innamorata di Almerico Valmarana. Dopo vari rifiuti da parte dell'uomo, la donna chiede aiuto ai fratelli. Non si capisce ancora come siano andate veramente le cose, ma nel 1548 Almerico viene assassinato, con lui la madre, la servitù e, giusto per eliminare i testimoni, anche i vicini di casa. La furia dei due aveva forse radici più occulte. Nella loro casa furono trovate opere riguardanti incantesimi, oltre a libri e strumenti per operazioni alchemiche. Camminare per Vicenza, scoprirne i segreti, respirare la storia è davvero molto suggestivo. Ci sarebbe moltissimo da dire e chissà, prima o poi ci ritorneremo.